Sportivi siciliani, ben trovati anche per questo venerdì, per il consueto spazio dedicato al calcio professionistico siciliano. Parliamo di Messina, parliamo di Trapani e parliamo anche del Catania. In diretta sul canale 15 del Digitale Terrestre, ma in contemporanea anche naturalmente sulla piattaforma HBBTV tramite Globus Television. Siamo anche in diretta sulla pagina Facebook Calcionate. Con me nella puntata odierna Salvo Russo, che ritrovo dopo 15 giorni. Ciao Salvo, ben trovato. Ben trovato Ettore e buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Allora Salvo, diciamolo pure, la partita di Foggia ti ha segnato, nel senso che anche tu eri nel gruppo di quei giornalisti, di quei tifosi che con una vittoria avrebbero potuto rilanciare probabilmente le quotazioni del Catania di Toscano, invece non è andata così. Non è andata così perché la squadra di Toscano è costantemente in emergenza, erano 11 i giocatori. Ma era solo quello il problema? Ma sai, quando ti mancano tanti giocatori, quando devi inventarti volta per volta la formazione e quando cerchi di trovare un'amalgama, cerchi di trovare, di dare a questa squadra un'identità. È vero, hai ragione, è un po' difficile, però è anche vero che il Foggia si è portato via un punto che serve per la sua classifica, serve decisamente poco per il Catania, indubbiamente. Serve poco per il Catania anche perché ormai siamo arrivati alla nona giornata. Le giornate si accorciano, sono sempre di meno, no? Dal punto di vista meteorologico si allungano e quelle di campionato si accorciano, ed è chiaro che la corsa adesso per tutte le concorrenti per ogni obiettivo diventa complicata, diventa agguerrita, perché qui il punto vale e varrà sino alla fine della stagione della regular season, perché nella griglia playoff il Catania c'è dentro, ma deve fare attenzione alle squadre che arrancano dietro e che possono naturalmente minare la posizione del Catania. Catania che dalla parte sua naturalmente ha un lotto di partite importanti e cerca da queste risultati ulteriori per quantomeno consolidare, se non migliorare la posizione in classifica. In questo sommario iniziale della nostra puntata diamo anche uno sguardo a Messina, dove c'è un po' di confusione, si è addirittura detto vendo le quote, alt, ma come fai a vendere le quote se ancora devi fare il bonifico a chi te le ha vendute? Primo punto. A Trapani invece c'è stata la smentita di Antonini, non è vero che io prendo la squadra, ho probabilmente una cordata disponibile ad un progetto che può partire dalla prossima stagione in Serie D. Chiaramente di questo poi approfondiremo tutto il discorso, perché apriamo ufficialmente la nostra puntata e lo facciamo chiaramente subito con il turno di questo weekend calcistico, come al solito distribuito su 3 giorni. Latina Catania che si giocherà domani insieme a Messina Avellino e Trapani Monopoli. Poi ci sarà anche Juventus Next Generation Altamura e Potenza Cavese, rinviata come tutti ben sanno la partita Turris Taranto. Si torna in campo poi domenica con Picerno Cerignola, Foggia Sorrento, Crotone Giuliano e Casertana Benevento. Quindi sono 3 partite certamente molto interessanti, soprattutto per le siciliane che guarda caso giocano tutte domani, quindi avremo un quadro già subito domenica mattina ben chiaro sull'andamento di queste 3 compagini appunto isolane. Guardiamo la classifica, chiaramente una classifica che riguarda la 10ª giornata di ritorno, il Cerignola sempre più solo con 60 punti al primo posto, 55 Avellino, 52 Monopoli, con 49 il Benevento, 47 il Potenza, con 46 il Crotone, 44 punti per il Giuliano, con 42 il Trapani, 41 Picerno e Catania, 39 Sorrento, 36 Cavese insieme al Foggia e alla Juventus Next Generation, 35 punti per Altamura, 31 Latina, 28 Casertana, Messina 25 punti e poi chiudono Turris e Taranto ormai distanziate e probabilmente con un destino già segnato. Dico bene perché se non sarà oggi probabilmente inizio settimana avremo un chiaro a questo punto abbandono da parte di queste 2 compagini del girone C del campionato di Lega Pro. Sei scettico oppure effettivamente la prossima settimana potrebbe essere veramente la settimana in cui le 2 squadre lasceranno finalmente questo campionato? Ma sai, i segnali ci sono tutti, i tempi magari sono quelli tecnici
perché ci sono delle carte bollate che devono essere quantomeno attenzionate in maniera certosina, Sì. ma è chiaro che il destino di Turris e Taranto sembra segnato. Già il Taranto lo scorso weekend non è andato in campo, Sì. la partita è stata rimandata. Ironia della sorte, proprio questa settimana. Sì, mercoledì si giocherebbe con la Turris poi in casa. No, intanto giocano Taranto. Sì, questa settimana dovrebbero giocare, poi c'è il Catania giocherà. che dovrebbe giocare mercoledì. A quel punto però dovremmo già avere un quadro sicuro Molto e certo. più chiaro. Speriamo, perché effettivamente questo tira e molla non piace a nessuno. Diciamo che al 99,1% lasciamo ancora un margine. È vero. La decisione dovrebbe essere questa, cioè la radiazione, quantomeno per quanto riguarda questa stagione, sia di Taranto che di Turris. Con il Messina un po' in sospeso. Ma partiamo ufficialmente con la nostra trasmissione e partiamo con il Club Calcio Catania. Lei presenta Sicilia, prima era Trinacria, proprio adesso ando cianco, c'è due mitico punto che si chiama Catania. Catania reduce dal pareggio interno domenica scorsa contro il Foggia. Nel frattempo possiamo già vedere gli highlights di questo incontro. Che partita è stata? Perché tu l'hai assistita a bordo campo, quindi hai un'idea ancora più chiara di questo Catania che è sembrato in alcuni momenti interessante, ma in altri momenti in grandissime difficoltà, a prescindere dalla squadra che è scesa in campo. Beh, sai, in questo caso devo dire che la partita è stata abbastanza viva, equilibrata fino a un certo punto. Il Foggia forse è riuscito a sfruttare l'occasione giusta, anche se poi viziata da un tocco di mani di Sarr al momento del contatto col pallone che poi rotola in rete. Però il Catania comunque si è rimesso sotto, ha giocato, certo magari si poteva fare qualcosina in più, però era una partita difficile che si era messa in salita. Il Catania comunque non ha mollato, è riuscito a reagire, a trovare il gol del pareggio e alla fine poteva anche starci il gol vittoria, ma in partite come queste, sai, Meglio accontentarsi che perderle. ma non tanto accontentarsi. Girava così, un dato emerge che nonostante le difficoltà oggettive la squadra ha mostrato comunque di avere un certo tipo di carattere, dare quelle risposte se non totali, abbastanza parziali, ma è logico perché con una rosa decimata... Diciamolo pure, era un po' spuntato questo Catania, soprattutto poi l'assenza anche certo. di Inglese ha inciso, sta incidendo notevolmente nella forza d'urto da parte dell'11 rossazzurro. Sì, e comunque dicevo poi alla fine si è trovato Anastasio che è stato uno dei migliori in campo, che peraltro rientrava dopo anche lui un certo periodo di assenza. Di assenza. E comunque sì, è una squadra che deve chiaramente stringere i denti, deve soffrire. Questo è il gol del Foggia, sì, che poi dalle immagini televisive insomma si vede tutto, il tocco di mani. In quel momento lì a caldo non ci hanno fatto caso neppure i giocatori del Catania. Però vabbè, in questo così. caso non essendoci il VAR è più difficile anche per la stessa terna arbitrale riuscire a capire che se su quella caduta c'è effettivamente un tocco di mano. Guardando le immagini effettivamente il tocco di mano sembra molto evidente, sì, anche se involontario, ma è chiaramente... No, ma lì sai l'impatto c'è ed è decisivo perché poi è proprio... Perché il risultato decisivo perché ha fatto gol, certo. Ha fatto gol proprio su quel tocco. Questo è il bel gol invece di Anastasio. Sì. Beh, questo sì, è un gol voluto, cercato, il Catania ci aveva già provato e poi è arrivata la zampata. Quella è stata una fase molto determinante per il Catania, cioè la convinzione di spingere per portare via almeno il pareggio e non cadere chiaramente anche in depressione, perché se perdi in casa una partita contro il Foggia, poi vai a Latina probabilmente con uno stato d'animo non certamente sereno e tranquillo. Sì, ma è Dico chiaro, bene? è chiaro, è proprio questo lo spirito, quindi non l'accontentarsi, in questo caso non è vero. No, è vero, non si è accontentato, è andata avanti, ha cercato di pareggiare. Doveva rimediare e intanto è quello. Poi sì, è chiaro che il pareggio alla fine comunque te lo prendi, è un punto che ci può stare. Muovi la classifica. Però è vero anche che nei secondi 45 minuti il Catania probabilmente è riuscito a spingere sull'acceleratore e forse magari meritava qualcosina in più. E la prestazione del giovane
Attaccante Corallo. Corallo, come ti è sembrata? Un po' acerba probabilmente, no? Quando tu entri dall'inizio hai uno stato d'animo diverso rispetto a quando poi entri a partita in corso, perché probabilmente l'adrenalina è diversa. Sai, Corallo è una giovane promessa, ormai diciamo che fa parte del numero dei 23 che quotidianamente si allenano con la squadra di Toscano. Corallo aveva un grande peso, psicologicamente questo, sai, ti può incidere in un giovane calciatore che sente il peso delle responsabilità. Ti può un po' forgiare anche. Però sono quelle esperienze che poi ti servono, ti forgiano, ti fanno capire. Poi Condivido. sai, l'impatto col pubblico, si gioca in casa davanti ad un pubblico che comunque è pronto. L'entrata in campo tra l'altro ti dà un'adrenalina diversa rispetto a quando entri, appunto, come ho detto poc'anzi, in partita in corso. Sì, è proprio questo, perché quando sei a partita in corso entri e cerchi di spaccare il mondo e magari ci riesci pure. Quando arrivi ad avere i galloni di titolare in un ruolo così importante, con un reparto decimato, quindi la responsabilità l'avverti tutta, un giovane calciatore magari non è prontissimo, no? È come quando arrivi a Sanremo. Bravo, al debutto sei sempre un po' con un po' di tensione. Nella categoria, poi magari vinci, non se l'aspettava nessuno. È vero. Allora, sentiamo adesso invece la conferenza stampa del prepartita. Domani si gioca a Latina. Prima di sentire le parole di mister Toscano, come vedi questa partita? Perché il Latina è messo in una situazione dove non può sbagliare. È una partita secondo me difficilissima, perché si va ad incontrare una squadra che vuole assolutamente portare via i 3 punti e il Catania invece deve tornare almeno con un punto. La partita è difficilissima, tenendo conto che nelle ultime 5 partite il Latina ha confezionato una vittoria, ha rimediato 2 sconfitte, però ha pareggiato 2 volte, ha segnato 6 gol, ne ha subiti 9. È un rendimento che non è lontanissimo da quello del Catania nelle ultime 5 partite, nel senso che quello che dicevamo prima poi viene certificato da questo, cioè si sta giocando ormai partita per partita, anche punto per punto. Il Latina è naturale che ha bisogno di punti perché deve risalire e mettersi in posizione tranquilla. Ha pareggiato domenica scorsa ad Altamura, però attenzione. Ha pareggiato ad Altamura, aveva pareggiato col Benevento, quindi è una squadra che comunque si fa rispettare, soprattutto in casa. Boscaglia poi non lo inventi, nel senso che è uno tosto per la categoria, anche se da un paio di anni a questa parte i risultati non sono dalla sua. No, ma è anche vero che adesso il 16° posto può dir tutto e nulla per il Latina, perché poi se si deve tener conto di quello che potrebbe accadere e accadrà, cambierà tutto, si rimodulerà tutto, la classifica, quindi anche le posizioni. Magari in questo momento ti trovi a lottare per la salvezza, con la classifica rimodulata magari non più. Quindi è tutto una partita ad incognita, che sia naturalmente per il Catania sia per il Latina. È chiaro che il Catania deve necessariamente tornare da Latina con un risultato positivo. Speriamo. È quello l'obiettivo. È vero. Allora, sentiamo proprio la voce di Mimmo Toscano, ieri in conferenza stampa. Tra l'altro la prima domanda è proprio quella che ha presentato il nostro direttore Enzo Stroscio. Sentiamo. Mister, cosa vuole dire al toscano uomo e cosa vuole dire toscano uomo alla squadra e al tifo rosso-azzurro della città? Ma al toscano uomo di continuare così come sta continuando a rimanere lucido, concentrato sul pezzo, perché devo trasmettere questo alla squadra. È una situazione non facile perché l'emergenza continua, è quello di lavorare ogni giorno per portare in questo rush finale la squadra nel momento giusto, nelle condizioni migliori di tutto l'organico, nella condizione fisica e mentale, per affrontare al meglio quello che sarà l'obiettivo che dobbiamo ancora raggiungere.
di scalare la classifica, di entrare nei playoff nella migliore posizione possibile, ma passa attraverso queste partite, che non saranno facili, perché più si accorciano il numero delle partite, più l'obiettivo per tutti, che sia la salvezza, che siano i playoff, che siano la vittoria del campionato, che siano la griglia dei playoff, diventa sempre più importante. Quindi ogni partita diventa sempre più difficile, sempre più tosta, e noi dobbiamo arrivare con la fame più degli altri per sopperire a questo momento prolungato di emergenza. Ma cosa non transigo è l'atteggiamento e l'approccio della squadra che deve avere in ogni partita da qui alla fine. Ai tifosi ho già detto dopo la partita, io non entro in merito alle scelte. Ci dispiace giocare in un clima così surreale, perché fischiare alle formazioni o fischiare o andare via al pareggio nostro non è una situazione ideale, però io non giudico le scelte. L'unica cosa che posso dire è starci vicino fino a che non fischia l'arbitro al 95esimo, poi se sono contenti ci applaudiranno, se non sono contenti ci fischieranno, ci diranno quello che è il loro pensiero momentaneo. Perché tanti che abbiamo scelto di venire a Catania è per la piazza, per il calore, per il sostegno che sicuramente negli anni ha dato questa piazza per ottenere i risultati che ha ottenuto. Questo che poi dipende anche da noi, farli spingere durante la partita. Però dispiace non avere questo sostegno per i 90 minuti. Poi le scelte non sindaco nelle scelte, ma quello mi piacerebbe vedere, perché abbiamo fatto questa scelta per questo, per la piazza, per i tanti abbonati, perché io l'anno scorso quando seguivo il Catania non ero in una posizione bellissima di classifica, però i 18.000, 17.000 allo stadio che sostenevano la squadra lo vedevo sempre. Oggi questa immagine spero che un giorno, o nel momento migliore, o anche domenica, o fra qualche domenica, possa ritornare. Quello che ho visto settimana è quello che ho visto tutte le settimane, ma quello che ho cercato di trasmettere e ho trasmesso alla squadra è che non perché è un momento di emergenza ti puoi accontentare di un pareggio con il Foggia, perché 16 calciatori, tra quelli che partono all'inizio e quelli che subentrano, ce l'hai per poter portare a casa una vittoria. L'hai cercato il secondo tempo, magari lo meritavi, nel momento migliore subito gol, poi fino al 95esimo hai cercato di portare a casa la vittoria, ma non basta. Se ti accontenti di un pareggio col Foggia come è avvenuto, vuol dire che il frigo è pieno, quindi il mio è vuoto, che io non mi sono accontentato, sì, in emergenza, soluzioni ne avevi poche, sia dall'inizio e quando sono subentrati, però se c'hai quella fame alla fine la porti a casa la partita, non ti devi accontentare del pareggio col Foggia. Questo che non voglio vedere, che ho cercato di trasmettere tutta la settimana. Il Latina è una squadra che nelle individualità, nei nomi, è una squadra che ha dei valori. E noi che dobbiamo limitare i loro valori ed esaltare i nostri. Attraverso cosa? L'atteggiamento e l'approccio. Per questo non transigo in quello. Noi dobbiamo essere concentrati sulla partita del Latina, pensare alla partita e mettere in preventivo che noi mercoledì giochiamo. Seconda cosa, 3 settimane nessuno mi ha fatto una domanda se sarà falsato questo campionato, cosa si prevederà sull'esclusione perché è una cosa importante questa, perché tante squadre, noi adesso lo incontriamo, la Turris, tante squadre l'hanno incontrato prima e magari se succederà che verranno escluse perché non hanno escluse prima, dove quelle squadre che l'hanno affrontato hanno subito delle squalifiche, degli infortuni,
Cioè, tante cose che questo campionato è partito male, sta finendo in modo non bello per l'immagine del calcio italiano e per questa categoria. A me dispiace per queste piazze perché sono delle piazze gloriose, però sinceramente tante cose sono falsate, non hanno un filo logico fino alla fine. Quando succederà l'esclusione, se succederà, come sarà rivoluzionata la classifica in quel momento, perché il campionato è fatto di momenti, come il Cerignola ha vinto con noi, faccio un esempio, ha vinto con noi, la settimana dopo ha incontrato la Turris, quindi vinci con il Catania, se è un buon momento, in quel momento rivinci con la Turris, se avesse incontrato la Turris nello stato che abbiamo incontrato noi all'andata, avrebbe avuto un po' di difficoltà in più, non lo so, forse. Sono tante cose che oggi devi capire quando succederà, in che momento arrivi a quella situazione e devi cercare di tirare fuori il meglio. Poi quello che succederà, saranno altri personaggi a decidere, non sta a me giudicare o fare delle considerazioni. Allora, siccome siamo in diretta e in tempo reale ci è arrivata la comunicazione dell'esclusione del Taranto, con addirittura una penalizzazione per il Messina di 4 punti, quindi il Messina adesso passa da 25 a 21 punti, una classifica completamente rivoluzionata, non tanto nelle prime posizioni perché il Cerignola rimane ancora a 60 punti, 55 l'Avellino, 49 il Monopoli, mentre prima erano 52, 46 il Benevento, mentre prima era a 49. Come vedi questa situazione del Catania, che adesso invece passa a 38 perché gli tolgono 3 punti di vittoria appunto con il Taranto? Beh, in questo caso diciamo che è sempre una classifica parziale, perché poi a stretto giro di posta tra qualche giorno verosimilmente arriverà l'esclusione pure della Turris e lì il quadro verrà di nuovo rimodulato. Certo. Si deve di nuovo rifare una classifica che al momento vede il Catania a 38 punti insieme a Picerno e Trapani, col Giuliano che invece perde posizioni rispetto alla classifica attuale fino a 10 minuti fa. Perché passa a 36. Perché passa a 36, quindi in questo caso meno punti in classifica, ma qualche posizione in più per il Catania. E quello che dicevamo prima e che ha sottolineato poi anche Toscano ieri in conferenza stampa, l'avete sentito, no? Sono un po' le anomalie del calcio, soprattutto in Serie C. Soprattutto in Serie C. Anche lì, no? Oltre al Messina sono state deferite anche altre squadre. Sì, la Triestina nel girone A. La Triestina e la Lucchese, credo. E la Lucchese, sì, infatti. Quindi 4 punti di penalizzazione per i peloritani che vedono complicarsi il quadro. Adesso con l'esclusione del Taranto il Messina è penultimo in classifica ad una distanza, credo... In questo momento di 7 punti nei confronti della Casertana. Ecco, quindi disputerebbe ancora dentro. Ancora è dentro i play-out. Quindi insomma, classifica che verrà sicuramente ridisegnata probabilmente subito dopo domenica, ad inizio della prossima settimana, con la decisione definitiva a questo punto anche per la Turris. E credo proprio di sì, ma questo, come vedi, è una storia che purtroppo si ripete stagione dopo stagione. Certo, quest'anno in maniera così prepotente, con 2 squadre che una è già stata estromessa, l'altra rischia l'estromissione. E con un punto interrogativo anche sul Messina. Sì, ma il punto interrogativo resta per le stagioni future. Qui bisogna trovare regole normative nuove. È vero. Perché... Io credo che questa stagione debba essere un nuovo punto di riferimento da parte della federazione proprio per costruire un nuovo meccanismo. È un nuovo meccanismo. È un nuovo regolamento soprattutto di iscrizione. Perché sì. Antonini l'ha sottolineato, come fai a iscrivere una squadra che ha già dei problemi economici ancora prima che inizia la stagione agonistica? E appunto su quello bisogna intervenire, perché poi si rischia comunque di falsare intere stagioni e questo non può andare bene a società che investono, che rispettano le regole e che poi sul campo magari
dopo aver conquistato i risultati si vedono penalizzati. Come è successo appunto soprattutto al Trapani. Ci dobbiamo fermare, abbiamo la pubblicità, poi subito parola al gruppo di Trapani che ci segue appunto dal capoluogo trapanese, perché parleremo di questo Trapani che incontrerà il Monopoli. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati in studio, abbiamo dato comunicazione proprio qualche minuto fa dell'esclusione del Taranto nel girone C del campionato di Lega Pro e la contemporanea penalizzazione di 4 punti per la squadra messinese. Ma adesso parliamo del Trapani. Torna da una sconfitta di Cerignola un po' strana, perché effettivamente secondo me la squadra di Torrente meritava di più. Avrei visto anche tu le immagini che nel frattempo possiamo già vedere anche in sottofondo. È stato un Trapani che la partita se l'è giocata, però evidentemente in questo momento alla squadra del Cerignola riesce tutto e porta a casa 3 punti che sono importantissimi per la sua classifica e tiene a distanza ancora l'Avellino. Ma sai, spesso abbiamo detto, appunto anche riferendoci al Catania, di quanto l'autostima è importante in un gruppo che vince come quello del Cerignola, che sulle ali dell'entusiasmo ma anche di una compattezza di gruppo guidato da un ottimo allenatore riesce a portare al successo anche partite difficili. Difficile, è vero. Questa era una partita molto difficile. Questa era una partita difficile, il Trapani se l'è giocata, è chiaro che però poi al Cerignola si riesce tutto, ma perché c'è quella consapevolezza già acquisita che ti dà forza. Quello che squadre come il Catania purtroppo non hanno in questo momento. Vanno faticosamente cercando. È vero. Da Trapani arriva una dichiarazione forte, nel frattempo possiamo rientrare in studio, arriva una dichiarazione forte da parte del presidente Antonini che dice chiaro e tondo: io non devo acquistare il Messina. Ho parlato con il sindaco e ho fatto capire che ci sarebbe una eventuale cordata, più di una addirittura, che potrebbe essere interessata al Messina qualora questo Messina venisse retrocesso in Serie D. Ma sentiamo le sue parole. L'elemento fondamentale qui, secondo me, non è tanto quello che sta per succedere, ma quello che doveva succedere qualche mese fa, quando a queste squadre è stato consentito di iscriversi al campionato con dei bilanci assolutamente fallimentari e con situazioni, secondo me, che da mesi andavano avanti e che lasciavano prevedere quello che era lo sviluppo che si è creato oggi. Allora, chiudere il girone d'andata in una certa maniera, bloccando queste squadre, dando a tutti la possibilità di giocare il girone di ritorno con l'effettiva consapevolezza di avere di fronte 2 squadre che non esistevano, sarebbe stato secondo me un discorso completamente diverso, oltre al fatto dei costi che ci sono stati sostenuti dalle squadre che hanno giocato in trasferta contro queste realtà che oggi non ci sono più. Insomma, secondo me è una situazione
molto pericolosa, una pagina buia della Serie C. Sto lavorando per trovare una soluzione alla salvezza del Messina. Dobbiamo buttarla lasciando il Messina fallire. Messina è una città importante, 300.000 abitanti, un stadio da 40.000 posti. Si deve trovare la soluzione che possa consentire a questa squadra di non fallire e quindi non andare addirittura nell'eccellenza e ripartire dalla Serie D con una proprietà seria che possa avere un progetto di sviluppo importante. Evidentemente, visto che non vedo nessuno che si palesa, si manifesta, eccetera, ho detto al sindaco di Messina che sono disposto a mettermi a tavola e trovare una soluzione che consenta nelle more di finire questo campionato e di andare l'anno prossimo a fare una Serie D che sia dignitosa e che consenta alla società con una proprietà poi seria di poter tornare finalmente nel professionismo. Questa è la verità dei fatti. Ma chi parla che Antonini vuole comprare il Messina per poi vendere tutte cavolate tipiche di una realtà soprattutto locale che sta tentando in ogni modo di creare situazioni di malcontento, come dire, di frustrazione anche all'interno della tifoseria, all'interno delle stesse società che io gestisco per dare problemi. Noi usciamo molto rafforzati secondo me dalla partita di ieri e credo che dobbiamo arrivare adesso a vivere queste ultime giornate al massimo perché la squadra ha tutti i margini di miglioramento che sono possibili, perché può crescere, ci sono giocatori, ragazzi che evidentemente stanno crescendo e su cui noi puntiamo moltissimo e credo che possiamo arrivare veramente ai playoff con una formazione che darà fastidio a tutti e che tutti vorranno evitare di incontrare. Quindi io chiamo a raccolta la gente trapanese vera che vuole bene a queste squadre, che vuole bene al Trapani Calcio, perché ci aspettano 5 finali che dobbiamo vincere a tutti i costi. Hai sentito Salvo cosa ha detto? Il presidente è uno che insomma non vuole lasciare nulla al caso, è disposto eventualmente a creare una trattativa per far sì che questo Messina possa essere risollevato. Ha parlato quasi poco del suo Trapani e più del Messina. Ma evidentemente ha delle strategie che vuole mettere in atto, è chiaro che vuole radicarsi sul territorio siciliano. Lo ha già fatto a Trapani, per adesso il Trapani è in corsa naturalmente per i playoff. Sarà il più penalizzato tra l'altro con l'esclusione adesso del Taranto, ma soprattutto prossimo della Turris. Insomma, sì. Non è certamente molto conveniente che ci sia stato questo abbandono da parte di queste due squadre, perché a pagare sarà proprio la sua classifica. Vedremo adesso cosa succederà. Sì, è una delle squadre che verrà penalizzata pesantemente. Per il resto poi, insomma, le trattative e questo incontro con il sindaco di Messina, dove a Messina si respira con una situazione, l'aria è pesante Mamma davvero. Mia. Perché mia. Poi no, lì siamo al limite anche del grottesco. Sì, vabbè, della serie mi vendo le quote, ma sì, ma prima pagamele. Ne parleremo storia dopo. vecchia, adesso tra poco la racconteremo, perché voglio sentire come al solito il punto di Enzo Biondo da Trapani. Archiviata la sconfitta di Cerignola, il Trapani torna al provinciale per ospitare sabato alle ore 15 il Monopoli, una partita dalla quale ci si aspetta il ritorno alla vittoria e magari anche una maggiore convinzione per quel che riguarda proprio la capacità di esprimere un tipo di gioco molto più offensivo e magari con qualche occasione da rete in più. Contro la formazione pugliese, peraltro, iniziò la fase altalenante della stagione per la compagine granata, quella partita che il Trapani del tempo conduceva per 2-0, ricordiamo sulla panchina sedeva ancora Totò Aronica, fu compromessa da due svarioni clamorosi commessi nel finale che consentirono proprio al Monopoli di recuperare la partita e chiuderla 2-2. Da allora tanta acqua è passata sotto i ponti, parecchi gli allenatori che si sono avvicendati, dopo Aronica è toccato a Capuano, in ultimo a Torrente, ma la squadra continua a stentare, a esprimere un gioco apprezzabile e soprattutto anche a creare occasioni da gol. Il presidente Antonini ha chiesto una massiccia presenza di tifosi allo stadio per supportare la squadra, in settimana è stato molto vicino ai suoi amministrati. Adesso la parola spetta al terreno di gioco
e naturalmente il Trapani deve cercare di conquistare i 3 punti in virtù anche di un altro aspetto che lo riguarda, cioè la situazione legata alle probabilissime esclusioni, radiazioni, chiamiamole come vogliamo, di Taranto e Turris. In quel caso infatti il Trapani, come tante altre realtà nel dettaglio, perderebbe ben 10 punti e con una posizione di classifica che sarebbe un pochino più compromessa. E dunque anche per questo, o soprattutto per questo, Trapani-Monopoli è una partita dalla quale ci si aspetta che la formazione di Vincenzo Torrente torni a conquistare 3 punti. Insomma, a Trapani aspettano tutti che la partita contro il Monopoli possa portare questi punti importantissimi per la classifica della squadra di Torrente, soprattutto adesso che appunto è arrivata la prima defezione dei punti guadagnati contro il Taranto e probabilmente quelli contro la Turris già a partire dalla prossima settimana. Chiudiamo la parentesi del Trapani perché apriamo subito quella dedicata al Messina. Andiamo di fretta, ci siamo prolungati perché è arrivata nel corso della trasmissione la notizia definitiva dell'esclusione del Taranto, pertanto subito un servizio dedicato al Messina, ma non un servizio di calcio, ma soprattutto della situazione drammatica societaria. Qualcosa si sta muovendo grazie anche all'attivismo del sindaco Basile che finalmente ha preso di petto la questione. Il primo cittadino nelle ultime ore, dopo vari tentativi, è riuscito ad avere un contatto con il patron di AAD, Doudou Cissé, il quale ha dato disponibilità a passare la mano. Preso atto di questa apertura, il primo cittadino oggi tenta l'accelerazione su 2 diversi fronti. Intanto occorre individuare l'interlocutore economico a cui affidarsi per il salvataggio del Messina. Sono 3 i gruppi imprenditoriali, tutti non messinesi, che hanno esplicitato un significativo interesse alla giunta comunale. Uno di loro ha già fatto pervenire una formale manifestazione di interesse anche al club e quindi ad AD. Basile oggi intende approfondire il dossier con una serie di valutazioni, non solo di ordine patrimoniale ma anche legate al fattore tempo, mai così importante. C'è poi da individuare la formula con cui eventualmente chiudere l'operazione. Accanto alla semplice soluzione della rivendita dell'80% delle quote si fa strada l'ipotesi di un aumento di capitale, riservato al terzo prescelto per rilanciare il club. Aumento di capitale che tutelerebbe quest'ultimo dagli strascichi dell'eventuale contenzioso che Sciotto potrebbe azionare nei confronti della società lussemburghese per reclamare il corrispettivo non saldato e contemporaneamente garantirebbe amministrazione comunale e città intera sulle capacità ed intenzione di investire dell'imprenditore subentrante che sarebbe obbligato a iniettare immediatamente ingenti somme direttamente nelle casse del club. Intanto in casa Messina si pensa ovviamente anche al campo, in una situazione piuttosto grottesca per gli uomini di banchieri e giornata di antivigilia. Sabato alle ore 15 i giallorossi ospiteranno al Franco Scoglio l'Avellino nell'anticipo del 30° turno di campionato. Peloritani costretti ancora a fare a meno di Krapicas, portiere che sconterà la seconda delle 3 giornate di squalifica rimediate nel derby con il Trapani. Ancora indisponibili per infortunio poi Chiarella e Ingrosso, va verso il pieno recupero invece Damiano Lia, terzino giallorosso che quest'oggi tornerà a lavorare in gruppo. Abbiamo veramente pochissimi secondi, siamo in addirittura d'arrivo, 30 secondi per classificare la situazione del Messina, Salvo, e poi passiamo ai saluti. Situazione grottesca, l'abbiamo detto prima. L'ha già detto tutto, confermato. effettivamente, ma la cosa più bella è che si continua ancora a parlare, mentre invece forse bisogna essere ancora più operativi e più fattivi.
Allora, la notizia del giorno sono i 4 punti di penalizzazione e l'altra notizia non lieta è che in questo momento il Messina domani dovrà affrontare l'avversario più difficile che è l'Avellino. Insomma, arriva alla partita probabilmente più importante con un Avellino che certamente deve fare punti. Abbiamo chiuso la puntata odierna, grazie Salvo. Grazie. Insieme abbiamo vissuto questa esclusione del Taranto e questa penalizzazione del Messina in questa puntata odierna di Stadium Sicilia. Grazie ai nostri telespettatori. Grazie dunque a Salvo Russo, noi chiudiamo qui la nostra trasmissione con Stadium Sicilia, l'appuntamento è per venerdì prossimo, puntuali alle 15:20 per raccontare come al solito il cammino delle siciliane in Lega Pro. Grazie per averci scelto, appuntamento fra 7 giorni.